Oh, abbiamo fatta 30 anni per avviarsi, maledizione. No, fammi fa la storia. Siamo in live, ragazzi. Allora. Ciao Gri, ciao Emanuele. Ao. Auzza. Ao. Buonasera Max. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Come oggi? Bene, bene. Sono tornato poco fa da lavoro, tempo del caffè, mo mi fumo una sigaretta. Ciao Michele, volta è figo, volta è figo. Ciao Massimiliano. Bene Max, bene, un po' stanco perché sono tornato al lavoro, però bene, dai. Ciao Ale, ciao ragazzi. Allora, prima che si cominci e tutto quanto, oggi non parleremo del Cagliari, cioè non parlerò del Cagliari, quindi se gentilmente potete non farmi domande che riguardino il Cagliari, perché poi parleremo di quello che è il nuovo progetto, no? Quello che ho deciso di fare qua su YouTube. E avrei bisogno appunto di un riscontro vostro, perché leggerò i commenti, vedremo le idee che piacciono di più, le idee che piacciono di meno e cercheremo di trovare un fronte comune, perché comunque stavo pensando di cambiare anche un po' la programmazione, perché forse un po' troppe live, non lo so, vediamo. Quindi sostanzialmente non parleremo di Cagliari oggi, anche perché tra un po' c'è la partita, quindi c'è poco da dire per quanto riguarda il Cagliari. Grazie mille Matteo, grazie mille veramente. Il Fantaconghiotto ultimamente, prima ero primo, scusa il gioco di parole, però ultimamente ho tipo 10-15 giocatori fuori. Poi come ho voluto puntare tutto sul Papu, cioè in tutti i fantacalcio che ho fatto ho preso il Papu e me la sto a piander culo, quindi bene. Adesso sto andando un po' a rilento, però speriamo di farcela, ecco. Christian, bisogna vedere, bisogna vedere. Ciao Jacopo, oh, parli del diavolo spunta nelle corna. Porca troia. Ciao Jacopi, che dici? Tutto a posto? Ragazzi, rispondendo a Massimiliano e Gianluca, l'avevo detto all'inizio, oggi non parlerò del Cagliari perché c'è poco da dire, cioè nel senso... Ciao Francesco, Ehm, oggi poi gioca, non è che c'è tutto sto granché da dire. Oggi volevo affrontare con voi, dato che ci tengo particolarmente, ad affrontare l'argomento dell'ultimo video, quello che è uscito lunedì. Da oggi si cambia, dove vi ho parlato del progetto e sono stato contentissimo del fatto che voi mi avete dato un botto, ma un botto di consigli e quindi volevo parlarne con voi per cercare di capire quali possono essere adottati, quali meno. Infatti, scusate un attimo, che vado a prendere pure una penna. Così almeno famo le cose fatte bene. Oddio. Giochiamo contro il Parma, Matteo.
Cristian, l'ha detto mensa semplicemente, non so se tu ti ricordi, le elementari, ovviamente andavi a mangiare in mensa, l'ha detto mensa è colui che ti dà da mangiare sostanzialmente, è colui che ti sporziona la roba, è quello che leva la roba quando i bambini hanno mangiato, che pulisce la mensa e semplicemente questo, nulla di eccezionale ma di estremamente faticoso, te lo posso assicurare, perché sono solo 3 ore di lavoro, quello è vero, ma lavori praticamente come se ne fossero 9 concentrate in 3, quindi è tosto, però per adesso questo c'è, questo ci teniamo. Allora, ovviamente io ribadisco il concetto, lo ripeto proprio perché sia chiaro. Ripeto che in questa live non parlerò minimamente di Cagliari, quindi chi voleva parlare dei Cagliari può anche uscire perché c'è poco da dire, cioè oggi c'è la partita, non è che potremmo fare tutti questi discorsi. Grande Jacopi. Poi mi devi dire che lavoro fai, perché me lo so perso il video. Me lo so perso. Dopo ti dico tutto, Sarrischi, non ti preoccupare. Ah, l'ha fatta il primo. Oddio, scusa, Gri, scusa. Perché ho visto immaginetta nera e pensavo che eri te. L'ha detto Mensa, comunque te l'ho detto. Non parlerò di Cagliari, quindi chiunque voglia sentire parlare di Cagliari può uscire perché è inutile che rimanga qui. Ah, ecco perché non l'ha ancora fatto. Ecco perché. Volevo parlare ed affrontare con voi l'argomento del progetto che c'è, che avevo in mente e cercare di creare un qualcosa che sia il più godibile possibile da tutti, sia da me, perché ovviamente a me a prescindere andrebbe bene, però più cose ci sono che mi vanno bene e meglio è, e sia per voi, per fare in modo che non diventi sempre la stessa cosa, troppo ripetitivo, troppo pesante, diciamo. Allora, andrò a leggere i commenti con voi e poi mi direte. Allora, mm, mm, mm. Allora, non c'è adesso in live Argo, molto probabilmente arriverà dopo. Però lui mi ha scritto: per quanto riguarda YouTube, io ti consiglio di allargare gli argomenti e di non fossilizzarti sul Cairi. Allora, questo è un argomento che mi è stato detto, cioè è una cosa che mi è stata detta molte volte, quella di non parlare soltanto del Cagliari e di allargare magari il canale a tutta la Serie A, a tutto il calcio in generale. Cosa che sinceramente tenderei a non fare. Non so se voi siete d'accordo, cioè preferireste che continuassi a parlare soltanto di Cagliari o preferite che parli di tutte le partite o di tutte le squadre comunque, premettendo ovviamente che io il tempo materiale per guardarmi tutte le partite non ce le ho, perché a volte non riesco nemmeno a guardare il Cagliari, quindi figuriamoci a guardare altre squadre. Ecco perché sono sempre stato riluttante all'idea di parlare delle altre squadre, perché sostanzialmente andrei a parlare di cose che non conosco dicendo delle cazzate, quindi fatemi sapere voi. Vederti commentare anche le altre partite. Tutte le partite, se rischi di dire solo Cagliari. Ciao Gio, magico Pandino. Esatto, io la vedo un po' come te, Sarricchi, perché cioè, io potrei pure parlare delle altre squadre, perché bene o male ne potrei anche parlare, però non conoscendo appieno l'argomento, non riuscendomi a vedere le partite, non me la sento, cioè ci sono tantissimi canali
che in maniera corretta o in maniera sbagliata parlano di tutte le squadre, dicendo cose giuste o dicendo stronzate. Io sinceramente non vorrei fare questo, perché ripeto, di YouTube Italia calcistica che parla di tutte le altre squadre ne è pieno il mondo. Io vorrei concentrarmi su una cosa che conosco benissimo a menadito e di cui so che ne posso parlare senza dire delle stronzate o dire comunque quelle che sono le mie opinioni, poi che vengono opinate o meno, quello è un altro paio di maniche. Però non ne parlerei con criterio, ne parlerei perché mi è stato richiesto, semplicemente questo. Magari qualche partita di Champions o di Europa League, ma sostanzialmente non è che le guardi più di tanto io quelle. Soprattutto la Champions. Lo so, Jacopi, ma io non le guardo, anche perché cioè, le guardo ogni tanto, ma sostanzialmente me ne sbatte il cazzo, cioè, capito? È quello il ragionamento. Non è che me ci metto lì. Su YouTube Italia Calcistica ne parla quasi tutta YouTube Italia Calcistica, parla della propria squadra in primis e poi di tutto il resto. A me sinceramente di parlare di tutto il resto non ne vedo il senso, cioè non vedo a un'altra persona, che ne so, a uno juventino che possa interessare a quello che dico io sulla Juve, capito? È quello che mi ha frenato un pochino. Ciao bello, tutto a posto, te? Poi ci sono anche i programmi TV generalisti di calcio. Il Cagliari non se lo fila nessuno, seppure i cagliaritani non ne parlano nel dettaglio, addio. No, ma quello è stato sempre il mio punto di forza, cioè nel senso ho sempre detto che io voglio parlare di Cagliari, voglio parlare principalmente di Cagliari. Poi ovviamente una mia idea su tutto il resto ce l'ho, però è un'idea abbastanza abbozzata perché non seguendo comunque le altre squadre non posso farmi un'idea dettagliata. E io vorrei dare idee dettagliate, non voglio fare cose fatte tanto per. Potresti fare una via di mezzo, parlare di Cagliari e di argomenti scottanti importanti qualora ce ne fossero, di eventi, mercato, eccetera, eccetera. Non lo so, io sinceramente ragazzi vorrei parlare soltanto di Cagliari. Al limite puoi approfondire un po' la squadra che sfida il Cagliari quella settimana, cose così, dai. Ma l'approfondimento non sarebbe sincero, non sarebbe spontaneo, capito? Comunque YouTube deve essere pur sempre un qualcosa di spontaneo. Tu a giornata quante partite riesci a vedere? Io vedo il Cagliari, le altre me le metto come sottofondo, ma sostanzialmente non le guardo. Ma non lo so, secondo me se vuoi crescere devi parlare anche di altro. Fa piacere vedere anche un'opinione distaccata, non da tifoso. Mm, oddio. Io rimango dell'idea che se devo mettermi in gioco, devo parlare di qualcosa, devo avere la certezza di quello che dico e di conoscere l'argomento. Quindi io rimarrei molto molto più propenso a parlare soltanto di Cagliari. A meno che c'è un ma, a meno che non crei un altro canale. Se creassi un altro canale totalmente, cioè sempre si chiamerebbe sempre Miro, ovviamente ci avrebbe anche qualcos'altro nel nome per distaccarlo da questo. Lì magari potrei parlare anche di tutte le altre squadre e dare un'idea sommaria, però ripeto, sarebbe sempre un qualcosa di abbozzato e fatto un po' alla cazzo di cane su un argomento che io tendenzialmente non conosco, però avrei bisogno di creare un altro canale perché io questo lo voglio comunque riservare al Cagliari. Raramente ho spostato l'argomento dal Cagliari a un'altra squadra. Quindi, che fare?
Tanto ragazzi, scusate, ma mi mandano cose sulla Play qua. Aprire 2 canali al momento dello sconsiglio, rischi di fare 2 cose fatte male. Sui 2 canali sono d'accordo con Jacopo. Ok, quindi l'idea dei 2 canali la accantoniamo. Va benissimo. Ciao Luca. Quindi fammi scrivere 2 canali. No. Quindi rimaniamo su questo canale, però gli argomenti. Sta cosa delle squadre ne dobbiamo venire a galla, ragazzi, perché ne dobbiamo venire a galla. Io sinceramente non me la sento di parlare di altre squadre. Probabilmente mi taglio le gambe da solo e andrebbe in controtendenza con quello che è l'idea che voglio fare io. Argo, infatti stavo rispondendo proprio al tuo di commento. Cioè, ho preso proprio il tuo di commento in cui dicevi questa cosa. Infatti ho detto che ancora non stavi in live. Io, regà, più che ribadire l'idea che ho detto, io vi ripeto, io delle altre squadre conosco poco e nulla. Del Cagliari si può dire che conosco ovviamente praticamente tutto. Quindi io vorrei continuare a parlare soltanto di Cagliari. Delle altre squadre ne parlano già in tanti, non vedo io cosa posso portare di nuovo a quello che dicono già gli altri. Quindi, tenendo conto di questo, quanto senso ha che io parli anche di altre squadre o di altre partite che non riuscirò probabilmente nemmeno a vedere? È questa la cosa. È questa la domanda che io vi voglio fare. Io lo so che parlando soltanto dei Cagliari mi taglio le gambe da solo, ma se avessi voluto fare video e diventare, magari averci un numero di iscritti maggiore, avrei cominciato fin da subito a parlare anche delle altre squadre. Io dico che una volta alla settimana puoi fare il punto sul campionato. Ok, ma quello che dico io lo direbbero altre 370.000 persone, se non quasi tutti gli youtuber che fanno calcio, che trattano il calcio. È quello il fatto. Io non porterei nulla di nuovo e non approfondirei nessun argomento. Non approfondirei nessun argomento. Sarebbe una cosa fatta un po' tanto lì. Mm, non lo so. Non è quella la questione, perché ci piace sentir parlare anche di altri argomenti. La cosa degli altri argomenti accantoniamola, perché altri argomenti è un'altra questione. Qui stiamo parlando di parlare sempre di calcio, ma di altre squadre, di cui io non conosco praticamente nulla. Mm, secondo me avrebbe poco senso. Argo, io ho voluto fare sta live proprio per cercare di creare una sorta di compromesso,
di cercare un qualcosa di fare, niente, per cercare di fare un qualcosa che possa andare bene nella maggior parte dei punti a tutti e due, sia a me che a voi. Ecco perché sta live. No, ma la costanza Sarrischi, quella ce l'avrò a prescindere, perché la costanza ce l'ho. Non l'ho mai sfoderata, ma ce l'ho. Potresti portare più video sul Cagliari. Ma la questione degli argomenti dei video per quanto riguarda il Cagliari non è un problema. Quello non è un problema. Ciao Simone. Quello non è assolutamente un problema. Il problema sta nel dover, cioè, se voi mi chiedete mi avete detto comunque che è consigliabile il fatto che io parli anche di altre squadre. Io vi sto dicendo il motivo per cui non l'ho mai fatto e sarei tentato di continuare a non fare. Vi ho spiegato le mie ragioni. È per questo che sto cercando cioè sto facendo tutto questo per cercare comunque di capire com'è la situazione. Io sarei tentato e sono tentato di non parlare delle altre squadre, perché ripeto, io non porterei nulla di più a quello che dicono già altre miliardi di persone, sarei totalmente ignorante sull'argomento, quindi non capisco perché una persona ignorante su un argomento debba necessariamente metterci bocca. Se tutto questo deve accadere, non lo voglio fare su questo canale, ne creerei un altro. È lì il problema, capito, Jacopi? Che io sostanzialmente guardo il Cagliari, le altre partite non è che le guardi perché non c'ho tempo materiale, a volte non riesco nemmeno a guardare Cagliari, per dite. Tu fai bene perché per carità fai bene a guardarle, però io con la ragazza, col lavoro, poi il turno infrasettimanale, non ce la faccio a stare presso a tutte le partite, ma non ce la faccio proprio. Esatto, c'è anche da contare quello, perché io voglio comunque avere uno spazio che si occupi soltanto di Cagliari, assolutamente. Lascia la ragazza, sì. Vabbè, raga. Live con ospiti, poi ne parlerò, Jacopi, secondo me. Ciao Lori, Simone, oggi non parliamo di Cagliari. Oggi non si parla di Cagliari. Però intanto me lo segno live con ospiti. Live con ospiti. No, tranquillo, Simone, non ti preoccupare. No, in questa stagione non sono riuscito a vedere tutte le partite del Cagliari. Assolutamente no. E quindi proprio per quello, cioè se a volte non riesco nemmeno a vedere il Cagliari e ci faccio comunque il video perché qualcosa comunque voglio dirla e sento che posso permettermi di dirla, stesso discorso non vale per le altre squadre. Posso chiederti che lavoro fai? Certo, mica è in segreto di Stato. Faccio l'addetto mensa. Ma una storia tipo di Riva è quella serie. Allora, cioè, avevo fatto una cosa simile che non riguardava i grandi campioni del Cagliari, ma tutt'altro. Riguardava eh, i bidoni che sono passati per Cagliari.
Sì, Argo, è ovvio che io abbia un'idea, però se mi devo mettere a parlare di altre squadre, che cazzo faccio? Cioè, lo fanno già in miliardi. Cosa porterei io di più rispetto a quello che fanno loro? Assolutamente nulla, perché poi ne parlerei da ignorante. Lì sostanzialmente significa fare un video soltanto perché ci stanno pure i tifosi delle altre squadre, quindi accontentiamoli. Non, no, perché con tutto rispetto parlando per i tifosi delle altre squadre, a me ne sbatte il cazzo. Cioè, io voglio parlare del Cagliari perché so che ne posso parlare e ne parlerei con criterio. Jacopi, è difficile pure quello perché molte volte le partite del Cagliari cozzano con i miei orari, nel senso che magari io sto a casa della mia ragazza, mi guardo la partita, tempo che prendo il treno e torno a casa e sono passate 2 ore, quindi è problematico pure quello. Lo so che ci sono pochi tifosi del Cagliari, ma non è quello il fatto che mi interessa. Non è a quanta gente arrivo, nonostante, vabbè, voglia rendere questo un lavoro, però vabbè. Non è a quanta gente voglio arrivare, ma a quanta gente voglio far capire che io di quell'argomento ne so. Sì, stasera ovviamente la vedo. Esatto, esatto Luca. Perfetto. Allora, penso che sto punto sia chiarito. Si parlerà solo di Cagliari. Non è fare in modo di essere a casa, Jacopi, perché non è così semplice. Non è così semplice. L'importante alla fine è farlo uscire il post partita, per come la vedo io. Poi se esce 2 ore dopo, uscirà 2 ore dopo, capito? Per adesso questo non è un lavoro, cerco di farlo diventare. Uno ci prova. Poi, tornando sempre sull'argomento, sul commento che ha fatto Margo, tu non editi video, dipende da quale video sono. Perdi un sacco di visual. Lo so, però non posso fare altrimenti. Un altro consiglio è quello di lavorare sul ritmo dei tuoi video, nel senso che a volte sei lento nell'esporre i contenuti, devi dare più ritmo al video. Su questo, lo so, me ne sono reso conto. Sono il primo che se ne è reso conto. Ehm, Su sta cosa ho ricevuto molte critiche anche costruttive, soprattutto costruttive, nel senso che magari nel video risulto tipo depresso, triste o cose simili, ma è il mio modo di approcciarmi, cioè, è il mio modo di fare video, quello non riesco a far finta di essere così, capito? In live riesco a essere più sciolto, ma perché c'è interazione immediata, riesco a cavarmela di più, a essere un po' più allegro, mettiamola così. Il video rimane ancora un qualcosa di comunque un po' più freddo, un po' più distaccato, quindi alla fine tu stai parlando a una macchina. E sì, è vero, poi il video lo guarderanno le persone, ma tu sostanzialmente in quel momento stai parlando ad una macchina, ad un essere inanimato, quindi più di quello io non riuscirei a fare. Cercherò di magari migliorarmi assolutamente, di essere un po' più gioioso e tutto quanto, però più o meno quello sarà. Andrea che fine ha fatto? Andrea ha accantonato per un altro, per un po' YouTube.
sto parlando del progetto che ho di YouTube. Mentre Coddo mi sembra un pochino... cioè, ma YouTube non sarebbe la piattaforma giusta? Non mi pare il caso, ecco. Fai video mentre sei al lavoro? Sì, così mi arrestano. Sta scherzando? No, no. Ci stanno i minorenni, cioè, non posso assolutamente nella maniera più totale fare anche soltanto una foto mentre sto al lavoro. Non posso minimamente. Se riesci a cavartela di più in live, allora porta più live. Infatti, vediamo. Esatto, mi curullano. Ciao Nam. Guarda, Argo, se riesci a argomentarmi meglio il dare ritmo, mi posso fare un'idea e cercare di capire come posso metterci una toppa. Se riesci a spiegarmelo, te ne sarei grato. Fai un video dove spieghi perché tifi Cagliari. Ne ho fatti due. Ne ho fatti due. Cioè, ne ho fatto uno in cui spiego perché sono del Cagliari, ma a questo punto sto pensando di riproporlo, perché è una domanda che continua a ripetersi, quindi a questo punto penso di fare una versione 2021 di quel video, perché se non mi sbaglio è uscito nel 2017, e quindi potrei fare il remake di quel video, e ho fatto anche un video in cui ho raccontato com'è il tifare Cagliari a Roma. Quindi li trovi tutti e due sul canale. Fai video quando vai a fare commissioni. Non ce vado. Hai mai fumato canne? Assolutamente sì. Fact time. I fact time, io stavo pensando di creare delle live apposite per i fact time. Rispondendo a una domanda di Simone che mi era sfuggita, io non ho mai vissuto a Cagliari, non sono nemmeno mai stato in Sardegna e non ci ho mai messo manco il mignoletto del piede in Sardegna. Io sono romano, nato, cresciuto e sempre vissuto a Roma. Lo sai che fare video mentre faccio un video è un'idea? Potrebbe essere un'idea. Senza contare, questa cosa mi sa che non l'ho detta in un video, ma l'ho detta soltanto sul canale Telegram, trovate il link in descrizione tra l'altro. Verso il periodo di Natale, penso dopo la partita con la Roma, quindi il 24, uscirà un video in cui vi farò un regalo, diciamo, una cosa fatta da me, per voi, per i malati di mente. È un mio sogno venire. Oddio, detto così è bruttissimo. In Sardegna. Correggiamo. Spero che nessuno possa mai clippare quello che ho detto. Lo spero vivamente. Ah. Intanto grazie mille, Nico. Grazie del sostegno, quello è importante. Jacopi, quando te pare, guarda, io sto aspettando che riscendi, cazzo. Pensa, oggi stavo sul coso mio di Instagram che stava a rivedere la foto di quando ci siamo visti per la prima volta.
Fumavi a scuola? Sì, assolutamente. Sei ancora il grafico di Solo Cagliari? Sì, sono ancora il grafico di Solo Cagliari. Yes. Lo so, poi capirai, stanno a dire che mo dalla vigilia, tipo forse pure prima, fino a Befana, tutta Italia zona rossa, non si può manco uscire dal comune, da quello che dicono. Potresti fare video dove parli delle migliori partite del Cagliari. Regà, per quanto riguarda gli argomenti del Cagliari, quello non è un problema, perché quello lo riesco a trovare tranquillamente. Volevo chiedere, vi interessano delle live fact time dove voi mi fate domande su tutto ciò che potrebbe essere cose inerenti al Cagliari, ovviamente, ma quelle me le fate costantemente, quindi non è un problema, ma anche su di me? Vi potrebbero interessare? Nico, poi lo leggo, tranquillo che lo leggo. Intanto se gentilmente mi potete rispondere a sta domanda, giusto per capire, io intanto lo segno, poi vediamo. Ok, quindi fact time, sì. Poi gli troveremo una collocazione. No, i podcast su Spotify no. Se posso farti una proposta, anziché una live durante la partita, facessi una live post partita. Allora, una live post partita la escludo a priori, perché comunque la maggior parte delle partite si giocano in orari che per me sono ostici, molto molto ostici. Molte volte rischio di non aver visto la partita e già fare un video risulta un po' tosto, quindi la live post partita è esclusa proprio a priori. Cioè, non è che so scelte, Nam. Se uno ti fa Cagliari, non è che ci puoi fare più di tanto. Poi andiamo avanti con i commenti. Uh. Allora, quello di Jacopino è molto molto bello. Mi è piaciuto tanto il commento di Jacopo. Ovviamente sì, dovrò lavorare sulla qualità, assolutamente. Eh, però quello è un qualcosa che dipenderà non necessariamente da me. Tanto. Pure Gianluca Sebis mi ha scritto usa una webcam migliore con un'angolatura migliore. Io uso il telefono per fare i video, quindi aspetta, il fact time sarebbe fatto in live, sarebbe fatto come adesso, però con domande che riguardano sia il Cagliari sia me, sostanzialmente. Pare che piaccia alla maggior parte, quindi non saprei che dite. L'attrezzatura, ragazzi, lo so, tutto questo mi sta aiutando tantissimo la mia ragazza, perché per esempio il microfono, che adesso vi faccio vedere, questo qua, me l'ha comprato la mia ragazza. La Play, che può essere uno strumento tranquillamente
poter fare video per idee per video e live mi è stata regalata. La videocamera l'ho comprata 10-11 anni fa e si è rotta un anno fa. L'attrezzatura prima o poi arriverà, bisogna averci pazienza. Bisogna averci pazienza. Poi Emanuele, qua sotto al video mi ha chiesto: hai mai pensato ad un Patreon? Patreon no, perché non fa pagare la gente per dargli un qualcosa che sostanzialmente non posso dargli, perché che posso fare per un Patreon? No, no, Patreon no. Oh Giova, buonasera. Tu lo sai che ti basta, ma quando te fai più? Quando uscimo? Che da un botto che non si vedemo, eh? È da inizio novembre che non si vedemo. Prima che richiude tutto, tocca rivedersi, eh? Puoi fare delle live mentre fai le grafiche? Non reggerebbe il computer. Non reggerebbe il computer. Avevo provato a fare una sorta di tutorial con OBS e Photoshop, ma è impossibile. Cioè, a me Photoshop lagga da morire anche. Io non posso tenere il browser aperto se uso Photoshop, per dirti. È infattibile. Avrei bisogno di un computer decente. Quando vuoi anche domani. Domani è giovedì. Se lavoro, perché dovrei lavorare più che altro, Giova. Staccato da lavoro. A parte che poi te il giovedì non te vedi con la ragazza tua. Mm. Comunque, Patreon no. Ah, domani lavoro tutto il giorno. Proviamo domani, vedremo. Se lavoro verso le 4, 4 e mezza, torno a casa, poi se vedremo. Allora, sicuramente starò sbagliando, ma mi sembra di averti già visto 10-11 anni fa parlare di giochi con un altro ragazzo napoletano, mi sembra. Io non so tu come faccia a saperlo, sinceramente. Sì, cioè io so attivo su YouTube da anni, veramente anni. C'ero molto prima di molta tanta altra gente. Su YouTube ci sto da veramente tanto, quindi non so tu come faccia a saperlo. Probabilmente l'avrò detto io e te lo sarai ricordato, ma mi pare veramente improbabile che tu mi possa conoscere dai tempi. Non mi ricordo nemmeno come si chiamava il canale, però sì, io già 10 anni fa, anche 11 famo, facevo i video su YouTube. Non so veramente, cioè secondo me l'ho detto in qualche cosa, te lo sei ricordato, perché mi pare veramente impossibile che tu ti ricordi di me già 11 anni fa. Potresti lasciare i live visibili anche a fine live, appunto, su Twitch parlo, perché mi pare, mi avrebbe fatto piacere guardare la partita e recuperarmi. Ma su Twitch io le lascio tutte visibili. No, vabbè, cioè, ti ricordi pure che lui si chiamava Vincenzo? No, vabbè, io ci credo. Ma che cazzo? No, vabbè. No, vabbè. No, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. No, io sono convinto che l'avrò detto in qualche altro video, in qualche altra live e tu te lo sei ricordato.
Comunque, avevo letto, ecco, anche Lori, metti le donazioni, poi affronteremo il discorso. Per adesso mi ricordo di quel commento, ma per adesso lasciamola perdere. Video sulla maturità, quelle cose, lasciamole proprio perdere. Una nuova location, questa è l'unica location che mi posso permettere. L'unica. Non ne ho altre. Questa è l'unica che mi posso permettere. Ma non te saprei dire, Nico, cioè io ho fatto le live e non ho mai toccato Twitch per fare nient'altro. Cioè le live dovrebbero stare ancora lì. Ti ho letto, ti ho letto. Tanto ciao anche a Emanuele. Ti ho letto il video sulla maturità e qualcos'altro. Non saprei che dite, Nico. Non so che dite. Continuiamo con i commenti. Allora, ecco, vedi, manca a farla apposta, è capitato il commento sulla l'albero di Natale tutto l'anno, mi pare un po' ostico. Proverò a abbellire, non so, proverò a fare qualcosa, vediamo. Allora, arriva il cosa sulla monetizzazione, una parte sulla monetizzazione, che questo commento mi dice: non capisco perché non hai la monetizzazione attiva, non c'è nulla di male, anzi è giusto, tu crei contenuti sul tuo tempo per farli, quindi secondo me dovresti attivarla perché è un tuo diritto. Ovviamente sono totalmente d'accordo, perché sarebbe anche giusto attivarla. Io sinceramente per adesso non ne sento il bisogno. L'avevo anche tolta perché a me dall'inizio non è che mandasse più di tanto. Però c'è un discorso da fare. Allora, per guadagnare su YouTube e fare le cose fatte bene, bisogna aprire una partita IVA. Parliamoci chiaro. Aprire la partita IVA ha comunque un costo e la partita IVA bisogna mantenerla. Bisogna calcolare le tasse che bisogna pagare, bisogna affidarsi a un commercialista per fare questo, perché una persona normale stai appresso dietro la partita IVA è tosta, bisogna togliere anche le trattenute dell'INPS, è comunque un costo, è una fatica che per adesso non mi sento di voler fare, perché non ho i guadagni sufficienti per farlo e che mi sembra altamente inutile. La riapertura della monetizzazione avverrà soltanto quando vedrò che riuscirò più o meno a barcamenarmi con YouTube. Prima no, perché io voglio fare le cose fatte bene. Ho sentito svariate persone, ho sentito un commercialista e un CAF che mi hanno detto: se tu vuoi guadagnare fin da subito con YouTube devi aprirti adesso la partita IVA, perché altrimenti tendenzialmente stai facendo qualcosa di illegale, cioè nel senso Equitalia te potrebbe venire a rompere le palle sostanzialmente. Jacopi, se uno vuole fare lo youtuber deve aprire la partita IVA, obbligatoriamente. Cioè se tu vuoi lavorare online non sarai mai un lavoratore dipendente.
Ti devi aprire per forza la partita IVA, cioè non è che ci stanno tante soluzioni. Per forza, è l'unica soluzione. E comunque, aprendo la partita IVA, per 5 anni c'è un regime forfettario che ti dovrebbe far pagare meno tasse. Se non mi sbaglio, ti dovrebbe far pagare il 4% sul 75% guadagnato. Non c'hai tutti i torti, non c'hai tutti i torti, però sinceramente non me la cioè non me va nemmeno di rischiare, capito? Perché a me poi quando si tratta di queste cose per quanto riguarda il fisco mi cago veramente sotto, quindi preferisco fare le cose fatte bene sostanzialmente, mi fa cagare quanto sotto la cosa. Poi non penso nemmeno di arrivarci a 20 euro al mese con YouTube. Se tu calcoli che ho guadagnato 140 euro in un anno e mezzo di YouTube, fate il calcolo, 140 diviso 18, vedi più o meno quanti so al mese. Te lo faccio io. 140 diviso 18, cioè sono 7,80 euro al mese, per dite. Poi controllo, Nico, poi controllo. Tutto a posto, Manu. Te tutto bene? Mm, Nì, Jacopo, perché ti ho detto i primi 5 anni, mm, tu sostanzialmente quando apri la partita IVA, il codice, risulti comunque come libero professionista, quindi sei solo tu sostanzialmente. E essendo solo tu, hai, hai dei costi ridotti, specialmente per i primi 5 anni. Poi è ovvio che se tu sei un lavoratore dipendente e ti apri anche una partita IVA, hai ancora meno costi perché è l'azienda per cui tu sei dipendente che ti paga le trattenute INPS, quindi hai meno costi. Se non sei un lavoratore dipendente, hai solo la partita IVA, hai il costo dell'INPS che comunque varia in base a quanto guadagni e hai ovviamente le tasse. Lo so, ma io mi cago sotto su queste cose, Argo. Io mi cago sotto. Mi cago veramente sotto. Perché io comunque ho sentito molti pareri discordanti tra di loro, anche tra diversi YouTuber. È quello il fatto. Lori, se te vogliono romper cazzo, ti rompono il cazzo, a prescindere dalla cifra. A prescindere dalla cifra.
Simone, telecronaca on live durante le partite del Cagliari? No. Ciao Jacopi, grazie di essere passato e grazie sia del commento che dei messaggi. Un bacione. Ciao Antonio, oggi scusa ma non stiamo parlando di Cagliari, stiamo parlando proprio di tutt'altro, un altro argomento proprio. Quindi scusa, mi astengo anche dal pronostico. Marco, io proverò a dare il massimo. Proverò a dare il massimo. Proverò a dare il massimo, quello assolutamente. Allora, continuiamo con i commenti. Mm. Poi c'è il commento dell'Eccelso che mi dice sinceramente ti consiglierei di fare più video anche come questo, senza filtri dove parli della tua vita, di te nella realtà fuori dallo schermo. La forte interazione tra youtuber e community nasce proprio da lì, l'appassionarsi ad una persona prima del personaggio. Voi che dite? Non facevo il liceo, io facevo un istituto professionale, facevo l'alberghiero. Marco, sarebbe bello, ma il mio computer OBS non lo regge. La mia webcam quando faccio il video, sì, a Tor Carbone. Facevo l'alberghiere a Tor Carbone, però no a Tor Carbone, era una succursale. Ehm, OBS non mi regge, purtroppo OBS non mi regge. In live sembra anche un po' decente la web, però ti assicuro che non è così. Una volta ho fatto un video con la webcam pubblicato su YouTube, l'audio e il video andavano uno per cazzi propri, cioè è una cosa totalmente fuori controllo e è ingestibile, cioè avrei bisogno di almeno come minimo una webcam nuova eh, e di un computer, necessariamente un computer nuovo perché non ho con OBS, perlomeno su questo computer non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Quindi ragazzi, quando arriveranno i soldi, da YouTube per adesso non me li faccio arrivare. Quelli del lavoro sono 200 euro, se non pure di meno, che ne dovete togliere la metà da quei soldi. È difficile, è difficile. Buonasera Ale, non lo so se dopo gioco Manu, non lo so. Nico, le battute che faccio io sono molto off limits, cioè nel senso sono molto stile black humor, molto cattivo, quindi evito di fare battute perché so che molta gente potrebbe non capire e darmi subito del razzista, del fascista, cose simili, quindi ciao Lori, sempre Forza Cagliari. E quindi evito di farle perché il mio stile comico non si adatta molto al buonismo che c'è in Italia, quindi evito di farle. Quindi ragazzi, è black humor sì, ma non a YouTube.
È quello il problema. A molti piace il black humor, ma a YouTube no. È quello il problema. E poi commenti, vediamo ancora altri commenti. Ma sostanzialmente sono finiti. Allora, adesso chiedo la vostra collaborazione e vi chiedo di scrivermi qui in chat. Non gioca a nessun campetto, non gioca a nessun campetto, Christian. Ho visto il tuo video dove parlare del tuo rendimento, te lo dico scherzando, ti fai una bella stagione estiva lavorativa in Sardegna, diventano un po' di soldini e ci fai un po' di migliorie. Sarebbe bello se si potesse fare, perlomeno adesso. Sarebbe bellissimo. Con la situazione attuale la vedo un po' difficile. Intendo proprio in tutta Italia. Credo che sia stato già un miracolo trovarne uno di lavoro, trovarne un altro mi pare veramente impossibile. Anche perché sono stato scammato a livello di lavoro già parecchie volte. Cioè, molte volte sono andato a fare un colloquio, pensato che fosse per una determinata offerta di lavoro, poi sono andato lì e ho scoperto che era praticamente un porta a porta. Quindi ho perso anche un po' di fiducia. Comunque ci si potrebbe provare. Che vi volevo dire? Se adesso gentilmente mi potreste scrivere tutte le idee che vi vengono in mente, o ancora meglio, tutte le cose che vi piacerebbe tanto vedere sul canale, che ovviamente non devono riguardare le altre squadre, quindi cose che comunque riguardano il Cagliari. Quali sono le cose che vorreste vedere? Gaming. Ok, quindi scriviamo gaming. Ma in che senso un porta a porta? Un porta a porta. Lavori che devi fare andando casa per casa. Pagelle dei giocatori e del mister. Ok, pagelle. Ovviamente non significa che poi farò tutti questi video, è per farmi un'idea. Argomenti più interessanti del Cagliari. In che senso? Carriera col Cagliari. Interviste ai giocatori. Devi contattare gli addetti stampa. Dovrei contattare l'addetto stampa, avere l'autorizzazione e dovrei registrare il tutto con OBS che non funziona. Cioè che lagga a bestia, quindi escluso a priori. Cucina, t'ho detto un qualcosa che riguardi me o il Cagliari. Anche ex gloria del Cagliari, c'è comunque il problema di OBS. Carriere con giochi vecchi, non ho una scheda di acquisizione. Goal Collection Cagliari, copyright. Il giorno dopo del post partita. Il giorno dopo del post partita esce il video risposta ai commenti. Quindi non voglio parlare di altre squadre. Ale, non escludo a priori il fatto di parlare di altre squadre. Anche perché sarò cattivo, ma a me dell'Olbia me ne sbatte veramente il cazzo. Cioè, per me di squadra sarda una ce n'è, il resto non le conto minimamente.
14 ore fuori casa, in che senso? Aneddoti sul Cagliari, anche se più o meno li hai detti. Lo segno, però. Aneddoti. Parla di altre squadre. No. Il format delle storie delle glorie del Cagliari. No. Way. C'erano poche glorie su Way. Tra l'altro ho buttato pure il foglio con tutti i nomi. Era arrivato fino all'11ª stagione con i nomi già scritti, ma non avendo la fotocamera ed essendo quello un video che andrebbe editato, è impossibile farlo, perché il telefono poi dovrei esportare il video e Sony Vegas non mi legge il formato, quindi non so perché. Video sulla storia del Cagliari, c'è già quello bellissimo di Galleria Progetti e Vittorio Sanna. L'hanno fatto bellissimo loro, quindi è inutile che lo faccia io. Ma quelli è il primo, arriveranno, non ti preoccupare, quelli ovviamente arriveranno. Video dove parli della questione stadio. Nel mentre che vedi la partita, reazione live. Regà, io non so più come dirvelo che le live reaction non le faccio. Ah, fuori casa quando facevi il a me sinceramente quel tipo di lavoro non me va. No. Cioè, più che altro se tu me lo proponi così di soppiatto, facendomi credere che in realtà fosse un'altra cosa, vuol dire che proprio me lo vuoi buttare al culo in quel caso. Curiosità del calcio in generale? No. No, no. Video reaction. E io dovrei tenere il telefono che se faccio un video di 20 minuti crolla perché non c'ha memoria un video reaction. Come faccio? Senza contare che poi il video comunque potrei fare che ogni 20 minuti stoppo, volendo, ma comunque quando carico il video poi sul programma per editare i video non me lo riconosce perché i video dell'iPhone non me li riconosce. Stiamo da punto a cavo, ragazzi. Giovanni, ma io non c'ho la capoccia come la tua. Io non ce l'ho la capoccia come la tua. Capisci che è difficile. Avendo mezzi limitati, è difficile. Tu fortunatamente c'hai un Mac, c'hai la Canon, ma non il telefono. Usa. La videocamera è rotta. È rotta la videocamera. No, niente video della serie in generale. Abbiamo deciso prima che si parlerà solo e soltanto di Cagliari. Usa il computer. L'audio e il video vanno fuori sincro. Oggi sì, oggi esce il post partita. Fai video dove mangi. Che mi chiamo YouTube anch'io. Carriera giocatore con Ligo Gianni su altri giocatori. Vabbè, senza che la metto, tanto ho segnato gaming. Vediamo. Altre idee, ragazzi? Tanto sto all'ultimo quarto d'ora in live. A gennaio lo farai il mercato che faresti del Cagliari? Molto probabilmente sì.
Molto probabilmente sì, se non quasi sicuramente. Ok Marco, ti posso dire consideralo fatto quello. Non vuole farsi riprendere Christian. Immaginavo Manu, immaginavo. L'intento era un po' quello. E allora che ci stai a fa' qua, scusa, eh? Vattene, se tanto non vado da nessuna parte, che ci stai a fa' qua? Stai a perdere tempo. Esatto, sabato e la domenica niente live e niente video. Cioè, nel senso, se il sabato o la domenica eh, gioca il Cagliari, se il sabato sto a casa, il sabato esce il post partita. Se sto a casa comunque il giorno della partita esce il post partita. Se sto a casa della mia ragazza il post partita uscirà sempre di domenica pomeriggio. Anche tu. E chi t'ha detto? Io sto comunque in live con 16 persone che stanno a parlare con me. Quindi non mi pare che sto a perdere tempo. Post partita del giorno dopo. Il post partita del giorno dopo non ci sarà perché comunque il giorno dopo il post partita farò uscire il video delle risposte ai commenti. Quindi è inutile. Vuoi aumentare gli iscritti? Non per forza. Le pagelle del Cagliari. Ci penso sulle pagelle. Non me lo segno. Pagelle me lo segno. Sì, purtroppo. Una volta erano di più. Stanno diventando sempre di meno. Top e flop. Di cosa? Il mercato del Cagliari verrà fatto, ma solo in fase di calciomercato, quindi in fase estiva e in fase invernale. Ale, c'ho scritto gaming, quindi quello staremo a vedere. Staremo a vedere se portare qualcosa di gaming. Giochi le schedine? Un tempo le giocavo. Un tempo sì, un tempo le giocavo. Mo' so anni che non ne faccio. So anni che non ne faccio una. Giocatore della storia del Cagliari c'era Way, ma Way l'ho dovuta interrompere. L'avevo letto il commento, ma non c'era bisogno che lo scrivevi. Te l'ho detto, quello è legato alle fasi di calciomercato, quindi in estate e in inverno. Video pronostici. Video pronostici l'avevo fatti per un bel po'.
però mm, non è mai stato un format che mi ha entusiasmato. Sto in camera da pranzo, le due collezioni. Non ho collezioni. Il riepilogo della prima... il riepilogo, cioè non è che uscirà, uscirà il video del pagellone del Cagliari fino alla metà del campionato, quando, prima che cominci il girone di ritorno, uscirà un video in cui farò il pagellone del girone di andata. Quello è sempre uscito e sempre uscirà, come uscirà il pagellone del girone del campionato completo, come uscirà il mercato che farei, quello estivo e quello invernale. Quelli sono proprio dei video che usciranno a prescindere sempre, costantemente. Proprio. La classifica finale sto pensando se continuare a farla o meno. Stefano, Andrea ha accantonato per un po' YouTube per motivi lavorativi. Ogni tanto ci sentiamo sul gruppo, anzi vi dico anche che quand'era? Giovedì 3 dicembre è stato anche il compleanno di Andrea. Video dove parli della storia della carriera dei giocatori del Cagliari attuali e passati. Rimaniamo sempre lì. Come faccio a editarlo? Risaluta la Manu. Oh, la live con ospiti. eh, Volevo capire, vi interessa una live con ospiti anche che non siano tifosi del Cagliari? No, non lo sapevo. Sono contento per lui. Parli dei bidoni che hanno vestito la nostra maglia. È Way. Way. Però non posso farlo. Ripeto, non posso editare i video così. Mi servirebbe una videocamera. Che abbiamo un no, due sì. Abbiamo due no e due sì. 3 sì e 2 no. Dove? Non ho idea di cosa significhi, Christian. Ciao David. Ragazzi, io 5 minuti devo staccare, eh.
Ma come no? Ho parlato dei Seppellini, volevo parlare di Caio Rangel. Sì, vabbè, ho parlato pure di acqua fresca, eccetera. Però... Ah, ok, ok. Non mi pare il caso, Christian. Music si vota per le live insieme ad altri ospiti che non siano necessariamente tifosi del Cagliari. Per adesso siamo a 3 sì e 2 no. Poi penso che rifarò comunque la scaletta, cioè la programmazione del canale, in base a quello che... Ti avevo già contato tra i no, BJ, tranquillo. Ok, 4 sì e 2 no. 5 sì e 2 no. Ok, quindi live anche con altri tifosi, a voi va bene, quindi live con ospiti. Posso darti qualche consiglio? Anticipa la live di Twitch. No, Twitch voglio che rimanga un appuntamento serale, Manu. Quelli che non sono tifosi del Cagliari non possono giudicare. Vabbè, ma non significa che non abbiano diritto di parola. Quello non si nega a nessuno. Live con Ghiotto e Falconero. Con Ghiottone è fattibilissimo, cioè con Jacopo è fattibilissimo, assolutamente. Con Falconero sarebbe un sogno. Alfrez pure, Giovanni pure. Tanto StreamYard c'ha un limite di 8 persone, se non mi sbaglio, o 6. Quindi comunque si può fare tranquillamente. No, 6 persone. Quindi gli ospiti non mancheranno. Non ci metto niente a trovarne qualcuno. Con Cartala anche, certamente. Gli ospiti, ripeto, ragazzi, non mancheranno. Era solo per capire se vi sarebbe piaciuto o meno. E... Allora, io intanto vi rinnovo anche di andare ad iscrivervi pure con Peppone, il primo. È inutile che cancelli il commento, anche lui andrebbe bene, eh. Cioè qualsiasi persona potrebbe essere tranquillamente il benvenuto. Fortunatamente un po' di conoscenze tra gli youtuber ce l'ho, quindi non è un problema. Allora, volevo dirvi ehm, di andare, cioè di entrare nel canale Telegram, perché lì posso scrivere, comunque avere un contatto immediato con voi, quindi se entrate, almeno state già lì e lì potrei magari chiedervi anche altre cose e farvi sapere prima qual è la nuova programmazione, ok? Perché molto probabilmente verrà rimodulata. Sì, vabbè, Cristian, lascia perdere. Sì, sì, c'ho Streamlabs. Io ti ho conosciuto grazie al video di Cagliari Benevento 2-1. Storia. Storia proprio. Ma adesso, Manu,
Non so chi sia il marito di Lilly. E quindi vi invito a eventualmente... Sì, tranquillo Ale, me l'hai già detto. Vi invito chi ha la possibilità ad entrare nel canale Telegram, perché molto probabilmente potrebbe sapere prima la nuova programmazione. Ovviamente poi la dirò anche nei video. E niente ragazzi, per adesso finisce qui la live. Ci vediamo stasera con il post partita, sperando che sia un post partita in cui abbiamo preso i 3 punti. Sempre Forza Casteddu, e vi ricordo che domani dalle 21:30 a mezzanotte saremo in live su Twitch con lo spacchettamento dei reward di FIFA 21. Detto questo, belli regà.